I numeri sono molto preoccupanti, negativi, crescono gli infortuni sul lavoro, crescono gli infortuni in itinere, crescono anche gli infortuni mortali sul lavoro, purtroppo in Veneto in questi 2 anni. È la fotografia scattata da INAIL Veneto presentata nella sede CISL di Mestre. Sono oltre 83.000 gli infortuni denunciati nel 2022 a fronte dei 69.427 dell'anno precedente, tra cui 113 mortali. Il manifatturiero, sanità e assistenza sociale, trasporto e magazzinaggio sono i settori che registrano il più alto numero di denunce e che vedono la provincia di Verona più colpita, seguita da Venezia e Vicenza. Anche le denunce di malattie professionali non si arrestano, passando da 3.416 del 2021 a 3.917, con Padova al primo posto, seguita da Venezia e Verona. Da qui nasce il progetto Take Care of You. Noi abbiamo deciso di costruire questo progetto con la partecipazione dell'INAIL e dell'Università Ca' Foscari di Venezia, focalizzandolo sui 2 settori più a rischio, che sono l'agricoltura e l'edilizia, e focalizzandolo in particolare sulle malattie professionali, che sono gli aspetti meno visibili dei rischi alla sicurezza, perché l'infortunio purtroppo è un evento traumatico di cui ci si accorge. Le malattie professionali invece sono subdole, sono invisibili e ci se ne accorge molto spesso dopo la fine magari del rapporto di lavoro, e quindi vogliamo sensibilizzare i lavoratori su questo tema. Attività di sollevamento pesi, di movimenti ripetuti, quindi sono malattie professionali che non si evidenziano immediatamente, è tipico delle malattie professionali rispetto agli infortuni. Gli effetti di un'esposizione ripetuta negli anni a un certo tipo di lavoro si vedono anche a distanza di anni. Un dato che fa riflettere è anche quello relativo all'età degli infortuni mortali. Si perde la vita di più tra i 50 e i 64 anni, ma con un'incidenza allarmante rispetto agli occupati dei giovanissimi tra i 15 e i 24. Perciò il progetto è destinato anche a loro.